ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea, scusate ancora per la voce. Buonasera Sveva, coraggio, coraggio che passa, amici miei, ma non dell'avventura, ribentrovati, siete le stesse facce di stamattina alla rassegna stampa o sbaglio? Siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 985 di Zoom. Oggi, giovedì 24 di aprile, l'anno del Signore 2025, cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net è un giornale online per cui fesso chi non lo legge, perché vi perdete illiberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, vi perdete gli auto da fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin, ora in sostituzione per un po' ci sarò io, e poi le videopillole, molta altra bella robina ancora, per cui per favore radiolibertà.net è il vostro place to be. Andiamo anche con i nostri riferimenti 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp, oppure 029294 7222 quando lo dirò io per il telefono. Ma adesso nel frattempo aspettiamo di avere il nostro ospite per il qui Parlamento con che sarà il senatore Claudio Borghi. Allora sigla. Qui Parlamento. Allora, senatore carissimo, buonasera e ben trovato. Ma buonasera. Ecco, le comunico tra l'altro che dalla prossima settimana ogni martedì ci incontreremo per un po' perché sarò io a condurre Scuola di Magia insieme a lei. Senta, ma che fortuna, non vedo l'ora. Vabbè, lo dice soltanto perché è alfista, lo sappiamo. Si lasci smascherare.
Ma senatore, È vero, senta, è vero, è vero. E sono com'è anche andata con preoccupato questo perché hanno detto che DFP? non fanno più come si chiama, la Giulia Benzina. Io come faccio? Bella domanda, ma da qualche parte se ne trovano ancora, non si preoccupi, poi ne parliamo in separata sede se ne ha bisogno. Comunque, col DFP come sta andando? Ma oggi è stato approvato ed è stata secondo me anche una buona occasione per raccontare e mettere qualche famoso puntino sulle i, approfittando del dibattito in aula. Tante volte magari ci si ferma su delle cose che non hanno la copertura, magari servono tantissimo ma non hanno la copertura per pochi spiccioli, no? Mi Sì, ricordo perfettamente che una delle prime cose che incrociai una volta arrivato in Parlamento è il primo provvedimento che era stato dato da gestire in Commissione Bilancio. C'era Salvini che chiedeva se possibile, se si poteva far passare un emendamento, perché gli sembrava una cosa, io concordavo, molto, molto stupida, vale a dire per non far pagare i pedaggi autostradali alle ambulanze. E praticamente lì già subito feci conoscenza con come funziona lo Stato, no? Dove se sei di sinistra allora va bene tutto, si può fare tutto, anche super bonus senza, a colpi di 100 miliardi senza coperture. Per fare una roba di buon senso e che ovviamente non credo che abbia avesse un costo chissà che strano, anche perché secondo me se si andava da quelli delle autostrade e ci si metteva d'accordo non credo che si sarebbero messi di traverso. Il risultato era che non era mai possibile perché ma la ragioneria vuol sapere quante sono queste ambulanze, quanto girano, quando girano, quante volte vanno in autostrada, no? E così via, e non si poteva più fare. Ecco, in un mondo che è congegnato così, ci sono delle mega cifre che ballano e che quando una volta all'anno si prende il DEF, questo documento di programmazione, è una buona occasione per vederlo. Io ne ho ricordate tre e cerco di raccontarle proprio in modo più veloce possibile. Uno, il famoso debito PIL, no? Il rapporto fra il nostro debito e quanto diciamo incassa lo Stato, perché capite bene che prendere il debito e basta è molto relativo. Se uno ha 1.000 euro ed è disoccupato, sono tutti i soldi del mondo. Se uno ha un debito di 1.000 euro ed è Elon Musk, capite che non se ne accorge nemmeno. Il rapporto debito-PIL, quando l'ultimo DEF fatto da Draghi, quello lui non sbaglia mai, no? E similari, diceva che per l'anno che si è appena chiuso il rapporto debito-PIL avrebbe dovuto essere del 143%. Dato che però invece si è chiuso con 135, evidentemente o ha sbagliato lui o siamo stati particolarmente bravi noi o un po' di tutte e due le cose. Comunque il fatto sta che ha sbagliato di circa 170 miliardi, no? Perché se si prende circa l'8% di debito PIL e un punto di debito PIL sono 20, no? E quindi 20 per 8,5 vengono fuori circa 170 miliardi di errore in più di debito previsto da Draghi e meno che quello che in realtà adesso noi abbiamo. Poi dopo avevo fatto presente una cosa che ogni tanto era stato oggetto di discussione anche su queste frequenze, vale a dire l'oro, perché noi ci dimentichiamo che abbiamo la terza riserva aurea al mondo, frutto della prudenza dei nostri genitori e dei nostri nonni, che nel dopoguerra con la liretta, senza che ci fosse l'Unione Europeona, no, a salvarci, bene, invece con la nostra liretta andavamo così male che accumulavamo anche sufficienti soldini per mettere da parte dell'oro. E fatto sta che abbiamo la terza riserva aurea al mondo. Essendo che il prezzo dell'oro è salito tantissimo recentemente, va ricordato, poi per carità nessuno lo vuole toccare che stia lì per sempre, vediamo di darlo, i nostri nonni ce l'hanno dato e anche noi diamolo ai nostri nipoti, però è un fatto che quel valore lì, che è un valore degli italiani, negli ultimi 3 anni è salito di circa 120 miliardi.
Quindi Ecco. quando ogni volta si pensa che siamo sempre uno stato di straccioni, di poveretti, indebitati fino al collo e cose di questo tipo, ogni tanto forse vale la pena di ricordare che qualcosa di positivo ce l'abbiamo. E qualcosa di positivo, sempre la terza cosa che gli ho ricordato, è il famigerato spread, no? Quello che quando c'era da rompere i coglioni a noi con il governo giallo-verde piuttosto che a Berlusconi a seminare ogni giorno, no? Lo spread, e oltretutto in quelle occasioni era esclusivamente colpa della Banca Centrale, perché era la Banca Centrale che comprava i titoli di Stato e solo per noi, guarda caso, aveva smesso. In questo caso, pur senza gli acquisti della Banca Centrale, lo spread da quando è andato via Draghi è passato da 2,50 a 110. Insomma, sono diciamo un punto percentuale di interessi su 3.000 miliardi di debito fa circa 30 miliardi. Ecco. Quindi, poi per carità, il conto è approssimativo, perché è ovvio che i titoli a breve hanno interessi diversi rispetto a quello a lungo, va bene, però almeno per capirci, no, più o meno di cosa sono le cifre in gioco. Per cui noi in realtà abbiamo una situazione in questo momento che, a fronte di un mondo che trema, no? Perché, oddio, cosa succede? I dazi, i mercati, le borse che crollano, no? Cose di questo tipo, ecco, noi poveretti, mi sembra che siamo oggettivamente in una posizione di forza, e quindi, essendo che è una posizione di forza, si potrebbe anche essere un pochettino più coraggiosi e magari forzare la mano e andare a dire a quei signori dell'Unione Europea che noi abbiamo la possibilità e i modi di fare più investimenti anche per cose che servono, non soltanto per armi, missili e cannoni, e che sarebbe opportuno fare. E questo mi sembra abbastanza chiaro. Senta, senatore, ora i prossimi impegni quali saranno? I suoi prossimi impegni? Ma dunque, al momento c'è una breve pausa, mi verrebbe da dire, derivante da vari lutti funerali del Santo Padre, poi il 1° maggio, no, e così via. Quando si ricomincia, secondo me, le priorità, al di là di quelle, diciamo, del calendario, che sono il decreto per la pubblica amministrazione, insomma, che è quello che serve a riordinare un settore che è ovviamente molto, molto importante, perché comprende sia il personale della scuola, le forze dell'ordine, il personale dei ministeri, insomma stiamo parlando di tante persone che sono coinvolte e che deve essere convertito. Però il punto vero, insomma, quello che su cui tutto gira, sarà vedere gli esiti delle trattative eventuali di pace per l'Ucraina, perché voi capite che in un mondo dove non c'è più quella guerra, quella maledetta guerra, è un mondo diverso e migliore, e che ci consentirebbe di fare della programmazione economica diversa e più espansiva, ecco, mettiamola così, rispetto all'attuale, che al momento è sempre in una posizione di prudenza. Io ovviamente mi sono anche permesso di provare a dire che se proseguissero trattative di pace e andassero magari a buon fine, il 7 di maggio, insomma gli inizi di maggio, che è la festa di San Nicola, che diciamo è forse il santo più venerato per il mondo ortodosso, a Bari, sarebbe un bel segno di distensione far consentire, magari con un volo diretto, i pellegrini che volessero venire, perché ricordiamo che i voli diretti con la Russia sono chiusi da molti anni, cosa che anche lì non serve a niente, perché è ovvio che i russi poi semplicemente passano da un'altra parte, cioè passano da Dubai o da qualsiasi altro aeroporto e finisce lì, no? Quindi è proprio un auto farsi del male, perché ci neghiamo del turismo, senza dare nessun tipo di sanzione
alla Russia, come buona parte di questi embarghi e di queste cose sono fatte tutte molto più a danno delle nostre aziende che a quelle russe, come dimostra la loro crescita del PIL, che è sempre superiore rispetto alla nostra, nonostante la guerra. Però potrebbe essere invece un segno di pace e distensione che San Nicola, che era un santo di pace, di dialogo, no? fra diverse civiltà, iniziare per normalizzare un mondo che ha visto fin troppi spargimenti di sangue, fin troppa rabbia e fin troppi morti inutili, mi verrebbe da dire, insomma sarebbe una cosa importante per tutti. Molto bene, senatore, allora io la ringrazio e ci risentiamo martedì per Scuola di Magia. Grazie. Grazie a te, ciao, arrivederci. Qui Parlamento. Facciamo una breve pausa e tocca a Gabriella Ronza con Epos, la mitologia della primavera. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. A te la linea, Antonino. Eccellente, cara Sveva, alle 18:40 minuti e 13 secondi. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di Zoom, la numero 985, e in particolare, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, prima di passare alla consueta rubrica del giovedì con la preside pittrice Anna Maria De Luca, vi vorrei leggere alcune agenzie, tanto per fare un po' un recap di quello che sta succedendo in questo nostro vasto mondo. Allora, come potrete immaginare, la notizia che più gira qual è questa qua: in migliaia in coda per il Papa, sabato ai funerali anche gli ultimi, dai migranti ai clochard. Alle 13 più di 61.000 fedeli avevano già reso omaggio al pontefice a San Pietro, possibilità di permessi premio per i detenuti alle esequie, il corteo funebre sarà a Passo Duomo. Ancora a Santa Maria Maggiore la tomba del Papa in marmo ligure con la sola scritta Franciscus. La guerra in Ucraina, attacco russo su Kiev, almeno 12 morti, Trump a Putin, basta con gli attacchi. Per la precisione, Trump ha scritto su Truth, il suo social network, ha scritto Vladimir stop, tutto maiuscolo, fermati. Ancora la russa, spero che il 25 aprile sia una data di tutti. La storia, torturato nei lager, andrò a salutare Francesco, mi accarezzava le ferite, il mondo ha bisogno di un papa come lui. Guerra della fila in casa di Giulietta, la salti col tiramisù. A Verona un negozio che vende il dolce consente la vista del cortile dall'alto. Va bene, questo è quello che accade nel vasto mondo. In compenso, oggi pomeriggio in Francia è successa una cosa inquietante, di cui parla la DN Kronos. Francia, attacco con coltello in un liceo di Nantes, un morto e un ferito grave. La dinamica e l'identità dell'aggressore sono attualmente oggetto di indagine. Grave episodio di violenza in un liceo di Nantes, nella regione francese della Loira. Un giovane armato di coltello ha aggredito 4 studenti all'interno dell'istituto Notre-Dame de Tutted, situato nel quartiere Doulon, causando la morte di uno di loro e lasciandone un altro in condizioni critiche. La dinamica e l'identità dell'aggressore, ancora da chiarire, sono attualmente oggetto di indagine. Lo riporta Le Parisien. La notizia è stata data dall'ADN Kronos, ve lo dico per completezza di informazione, alle 14:46, ma al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti. Sulla BBC, curiosamente, non c'è nulla su questa notizia. Va bene, allora, alle 18:43, a questo punto vi faccio vedere un video prima. Sveva, se ce l'hai pronto, mandalo pure. Step into Peace Circle in winter. Autumn filled the circle with vibrant hues, a symbol of change and renewal. Winter blankets the circle in calm and stillness. Tracks of wildlife weave through, bringing nature to life. As spring arrives and summer follows, all 4 seasons will be captured in this evolving virtual experience with interactive learning elements. Coming soon. Join the movement and learn more. peacecircle.world. Ecco, avete visto questo filmato. Adesso allora è giunto il momento di cedere la parola a Anna Maria De Luca, che ci spiegherà il senso di questa iniziativa, di questi alberi piantati per la pace, ma parleremo ovviamente anche di ripresa della scuola, di bocciature, dell'effetto delle bocciature e di molto molto altro ancora. Sveva, quando vuoi vai pure. E allora, questa sera è tornata a trovarci la nostra preside pittrice, Anna Maria De Luca, che come sapete è dirigente scolastico presso il liceo Montessori in quel di Roma. Anna, abbiamo visto prima un breve video e appunto si parla della giornata della terra.
cosa fate? Avete raccolto l'invito alla salvaguardia del creato del Papa? Cosa avete fatto? Buongiorno a tutti, sì, esattamente, il 22 aprile è stata la giornata mondiale della Terra. Parliamo di 1 miliardo di persone in 193 paesi che si sono in qualche modo presi cura della Terra almeno per un giorno. È giustissimo il tuo riferimento al Papa, perché Papa Francesco possiamo dire che è stato davvero il primo Papa impegnato sul clima, dall'enciclica Laudato Si fino, ricordi l'incontro con Greta, era il 2015, no? Quando uscì Laudato Si. Se ti ricordi era un periodo veramente delicato ed era necessario riposizionare la Chiesa sui temi ambientali in un momento in cui l'emergenza climatica era in cima all'agenda. Quindi devo dire che anche in precedenza Wojtyla fece un appello ai giornalisti perché i giornalisti parlino di clima in modo corretto e nacque un'associazione, Green Accord, che appunto ha l'obiettivo di educare i giornalisti ai temi ambientali in modo tale da scrivere in modo consapevole. Infatti Green Accord riunisce i colleghi della stampa e della televisione 2 volte all'anno in un incontro nazionale e poi in una a Roma, che è un internazionale, dove appunto si fa il quadro della situazione, perché quando si parla di ambiente in molti paesi scattano anche non solo le censure ma i rischi stessi per la vita dei giornalisti che se ne occupano, no? Penso ai paesi africani per esempio. Quindi c'è un movimento interno alla comunicazione alla Chiesa per l'ambiente e anche nella scuola. E nella scuola io presiedo 2 associazioni che si occupano proprio di diffondere la sensibilità verso l'ambiente tra i bambini e tra i docenti. E sono 2 associazioni nate in Finlandia da un docente che si chiama Mika Vananen. Antonino, la prima si chiama Eno e Sì. nacque diversi anni fa. Mika è un pioniere dell'educazione e dell'innovazione a scuola e creò questa associazione appunto per portare i temi ambientali nelle scuole e pensa che in pochi anni questa associazione raggiunse 146 paesi nel mondo, in tutti i continenti. Io rappresento l'Italia ma ci sono altri 145 pazzi come me impegnati in questo tentativo di sensibilizzare gli ambienti, di sensibilizzare i bambini sulla scuola. Quando poi scoppiò la guerra tra Russia e Ucraina, Mika si rese conto che non bastava più parlare di ambiente, ma era necessario unire la pace e quindi sviluppò un nuovo concept che è Plants and Care for Peace, cioè pianta e prenditi cura della pace, che io sto cercando di nuovo di portare avanti in Italia. E in pratica si tratta, anzi se c'è qualche amministratore in ascolto io lo invito a contattare la radio perché insieme possiamo costruire molto. In sostanza si tratta di convincere gli amministratori dei comuni a individuare un terreno nel comune, quindi di proprietà pubblica, dove poter far nascere un cerchio della pace, cioè alberi del posto, quindi che rappresentano le specie autoctone della zona, piantati a forma di cerchio della pace, presente il simbolo, no? Le 3 linee centrali che rappresentano la testa, le mani e il cuore, con dei QR code che arrivano direttamente dalla Finlandia, dei QR code didattici, dai quali esce non solo la descrizione dell'albero, ma attività didattiche e soprattutto la musica per la pace. E sono degli spazi pensati proprio per la riqualificazione urbana, ma anche di interazione sociale e di educazione. E la cosa bella è che è tutto gratuito, perché un comune non ha bisogno di investire soldi in questa cosa, deve semplicemente avere un terreno, le piante vengono regalate dalla forestale, dalle varie associazioni, e si tratta semplicemente di chiedere agli operai del comune di fare le buche per piantare questi alberi e di collegarsi tramite me alla Finlandia per avere i QR code e stabilire, diciamo, una relazione internazionale che poi determina anche un ritorno di immagine per il comune, no? Perché a volte si può anche organizzare di far arrivare l'ambasciatore o il console, oltre chiaramente al fondatore di Plants and Care for Peace e di Eno. L'abbiamo già fatto l'anno scorso in Calabria, abbiamo fatto il primo in Italia. Adesso ne stiamo facendo uno a Cape Town
e il video che ti ho mandato prima ti fa vedere il primo creato appunto in Finlandia, il primo Peace Circle, quindi vedrai tutte le persone che si mettono in cerchio, che si tengono la mano, poi sul cerchio fatto dalle persone si pianteranno gli alberi, no? E con le 3 stanghette, simbolo della pace al centro, cuore, mani a testa, proprio perché la pace si fa con il cuore, con la testa, ma anche con le mani, cioè lavorando praticamente. Certo. E quindi diciamo che tutto questo insieme, la spinta del Papa, Green Accord che educa i giornalisti a parlare di ambiente, le 2 associazioni di Mica per la scuola, e tutto insieme, se uniamo tutte queste forze, qualcosa di positivo può venire fuori. Beh, questo è innegabile e naturalmente ce lo aspettiamo. E senti, invece a scuola, al liceo, che cosa state facendo in questo senso? Allora, la scuola è stata chiusa in questi giorni perché appunto c'è stato un lungo ponte da Pasqua al 25 aprile, però normalmente la scuola, allora, intanto l'abbiamo riempita di piante, di verde, infatti voglio segnalare a tutti che esiste anche una app per scambiarsi le piante gratuitamente, quindi se qualcuno ha bisogno di una pianta invece di comprarla può scrivere nell'app vorrei questa pianta, lo scambio con quest'altra, ed è un'app che funziona e che stiamo utilizzando. E abbiamo fatto, come dire, lezioni trasversali di ecologia integrale, no? Quindi per affrontare contemporaneamente la crisi economica, sociale e ambientale, facendo vedere ai ragazzi quali sono i legami quindi tra questi 3 aspetti, attraverso lezioni, attraverso testimonial che sono venuti a scuola. E noi non abbiamo uno spazio per fare un Peace Circle a scuola, cioè non abbiamo neanche l'aula magna, figurati, non abbiamo, però i ragazzi a livello, come dire, teorico sono molto avanti in questo, hanno una grande sensibilità, più di noi, soprattutto per quanto riguarda le azioni sostenibili di cui abbiamo bisogno ogni giorno, no? Che sia la differenziata, perché anche imparare a buttare la spazzatura non è una cosa facile o scontata. Anche lì la scuola ha un ruolo importante, no? E quindi insomma, abbiamo parlato chiaramente delle leggi ambientali, del diritto ad un ambiente sano, equilibrato, sostenibile, però ci occupiamo anche appunto di concretamente di quei gesti quotidiani, con l'obiettivo per esempio di eliminare gradualmente la plastica monouso, ci concentriamo sull'energia rinnovabile, sull'azione climatica. È una forma di, come dire, di responsabilità condivisa quella che stiamo cercando di disseminare nella scuola, però devo dire che non facciamo fatica in questo perché i ragazzi sono molto più sensibili di noi adulti alla salute e alla cura del pianeta. Ecco, questo è un segnale certamente incoraggiante. Tra l'altro tu dicevi fare la differenziata. Io per esempio, da quando è stata introdotta la differenziata, una cosa che mi colpisce ogni mercoledì è l'immane quantità di plastica che mi tocca andare a buttare. Cioè, noi viviamo letteralmente avvolti nella plastica, è qualcosa di incredibile e non riusciamo a invertire questo trend. Questo è vero, è una cosa che mi sbigottisce sempre. Senti, adesso siamo alla fine di questo lungo ponte, ovviamente ci sarà la ripresa delle elezioni, mese di maggio, tempo di scrutini, tempo anche evidentemente di decisioni tipo le bocciature e così via. È ancora un dramma bocciare qualcuno? Allora sì, è un dramma nel senso che è un po' un fallimento del sistema scolastico, perché significa non essere stati capaci di appassionare quel ragazzo o quella ragazza alla scuola, che si intende non solo le singole materie, ma proprio anche l'abitudine di impegnarsi in qualcosa per raggiungere poi un obiettivo. È un dramma più che per la persona che viene bocciata, credo per tutto il sistema. Chiaramente bisogna puntare all'inclusione. È vero che non si possono regalare voti e che non si possono promuovere persone che non lo meritano, però sai, ci sono delle condizioni, la nostra è una scuola
particolarmente inclusiva, nota per essere particolarmente inclusiva. E quindi a volte la gente pensa che magari non è necessario impegnarsi più di tanto, e questi appunto sono quelli che poi rischiano la bocciatura, perché essere inclusivi non vuol dire che non devi studiare o non ti devi impegnare, significa che valuti la persona nella sua singolarità, calcolando, considerando le condizioni di partenza, dove vive, la condizione sociale, tutte queste variabili che ai tempi nostri non entravano nella scuola. Però se l'impegno non c'è, se l'applicazione non c'è, è chiaro che si va verso la bocciatura, no? Quindi quello che è difficile far capire a volte è che quando si parla di scuola inclusiva non significa scuola facile, ma significa scuola che ti accompagna personalmente nel tuo percorso. Quindi queste bocciature che a volte non sono attese, sembrano cadere dal cielo, in realtà sono bocciature che nascono proprio da un fraintendimento di che cosa sia la scuola inclusiva. E poi è chiaro che ci sono casi di estrema vuol dire opposizione al sistema, però là entriamo anche in questioni diciamo patologiche, di comportamenti oppositivi che alcuni ragazzi possono sviluppare, ma in condizioni di normalità la bocciatura è sicuramente un fallimento di tutto il sistema, sì. Sì, decisamente. Però sai, al tempo in cui andavamo a scuola noi, l'idea della bocciatura era paventata quasi non soltanto come un disonore, ma anche una sorta di punizione che poi veniva riverberata soprattutto in famiglia con la famosa frase "e a casa ti buschi il resto". Oggi i ragazzi come vivono la bocciatura? A te cosa Allora, dicono? guarda, ma la Valditara ha lavorato molto perché la scuola ritorni ad essere seria, no? Seria significa che venga presa seriamente dalle persone, cioè che venga considerata non come un parcheggio dove mettere i figli mentre i genitori lavorano, o come un posto dove pascolare in attesa di un ipotetico futuro, ma proprio come un posto dove, come una palestra dove esercitare l'impegno e la serietà per ottenere dei risultati che sono a proprio vantaggio, perché se uno viene promosso o bocciato non è, cioè, non è vantaggio proprio, no? Non di altri, i genitori possono essere contenti, ma poi chi ne paga le conseguenze o chi ne gode i vantaggi è il ragazzo stesso. Quello che a me ha sempre fatto specie è che alcuni genitori, per esempio, davanti a alcune bocciature hanno, come dire, premiato i figli. Conosco gente che dopo una bocciatura ha avuto il motorino, per esempio, come regalo, cosa che ai nostri tempi sarebbe stata impensabile. Quindi è proprio questa mancanza di serietà da parte dei genitori nei confronti della scuola, è proprio questa la base dell'approccio poco serio di alcuni ragazzi nei confronti della scuola. Cioè, per dirti, no, ti può capitare di avere il ragazzo che dice: ah vabbè, tu sei solo un insegnante, mio padre è un avvocato, un medico, un astronauta, quindi è più importante di te, quindi qualunque cosa tu dici non fa niente, perché se papà mi protegge a casa, per me è più importante la sua opinione, no? Quindi questa svalutazione, ecco, del ruolo docente. Quindi alla fine è un discorso molto complesso, perché ci sono anche ragazzi in gamba che non si appassionano alla scuola. È vero. E non è sempre colpa della scuola, a volte è colpa proprio del contesto in cui vivono, a volte è estremamente viziato, poi quando si è abituati ad avere tutto senza fatica, no? Quando i genitori ti comprano tutto quello che vuoi, quando non sei educato all'attesa, ma ad avere tutto e subito, alla fine un voto basso a scuola diventa non un ok, ho l'occasione di migliorarmi e di crescere, ma un ok, alzo il muro di Berlino perché mi hanno valutato male, quindi io mi sento offeso e non faccio più niente, no? Tipico atteggiamento da persona viziata. Tu come la vedi? Ma io la vedo come un'assunzione di responsabilità. A me per fortuna non è mai capitato di essere bocciato, però devo dire la verità, mi sono sempre trovato
cioè l'ho sempre vissuto come l'ipotesi da fine del mondo. Mi era stata inculcata questa idea di disonore, di distruzione personale, di vergogna, di fallimento. Ecco, l'idea del fallimento dal quale però non c'è più ritorno. E questo è sbagliato, perché io sono del parere che ne cura di più la medicina e la misericordia che le scomuniche. T'hanno bocciato, sì, bravo Ciuccio, ti prendi la tua cazziata a settembre, ti metti a studiare, se no te ne vai a lavorare. Cioè non la prenderei se io avessi un figlio, una figlia che viene e mi dice mi hanno bocciato, non ne farei una tragedia, però la inviterei o lo inviterei a riflettere su questo e dirgli benissimo, le strade davanti a te sono due. Uno, ti impegni, impari da questo errore e vai avanti, oppure c'è sempre il mondo del lavoro, tanto puoi sempre andare a guadagnarti pane onestamente. Io la vedrei così. Per alcuni la bocciatura è un vero trauma, no? Che può far emergere problemi di autostima, la sensazione di fallimento, sensi di colpa verso se stessi e i genitori. Per altri no. Per esempio io ricordo all'epoca del liceo, del mio liceo, quando io studiavo, un mio compagno di classe che non faceva nulla, che era stato già bocciato, davanti a un professore che gli disse ma vuoi essere bocciato di nuovo? Rispose una frase, questo era figlio di un politico all'epoca, e disse vabbè tanto non mi importa, poi va al posto di lavoro alla regione e me lo trova lo stesso. Straordinario, risposta da manuale, visto il mestiere del padre. E indovina dove lavora oggi? Alla regione. Esatto. Ed è stato bocciato almeno 3 volte. Quindi, cioè, capisci che davanti a, insomma, a questi esempi. E allora appunto il politico vedo che ha fatto faville. Sì, appunto è stato bocciato diverse volte e ora lavora alla regione. E chiaramente l'ipotesi che il figlio aveva in classe paventato, cioè che comunque sia lui sarebbe entrato alla regione grazie al padre, è realizzata, no? Straordinario, si fa per dire. Esatto. Appunto, quindi davanti a queste cose uno rimane perplesso, perché non credo che sia stato un trauma la bocciatura per questo ragazzo. Nei casi di ragazzi, diciamo, normali, ovviamente sì. Ovviamente direi. sì. C'era la famosa frase di minaccia, io ti mando a lavorare. O anche, mio padre ne aveva una più articolata, io ti mando a pulire le fognature a Vibo Marina, manco a Vibo Valencia, nella frazione. Incredibile. Senti però, Anna, al di là di questo, diciamo così, i ragazzi quando vengono bocciati e poi si ripresentano l'anno dopo, tu come li trovi? Cioè, li aiuta in ogni caso a maturare questa cosa oppure no? Dipende, perché a volte cambiano indirizzo, quindi non si ripresentano l'anno dopo, nel senso che cambiano scuola, cambiano indirizzo, difficile che restino, parlo delle superiori, nella stessa scuola. Elementari e medie, diciamo nella scuola di primo grado, chiamiamola elementare e media era la vecchia dicitura, ora si dice scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, che è una cosa che spero che prima o poi si semplificherà, che è una dicitura veramente lunghissima e anche molto farraginosa, e certamente ripetono l'anno nella stessa struttura, soprattutto se si tratta di paesi piccoli che hanno solo quella struttura. E lì, diciamo, lo stigma sociale, come dicevi tu, è più forte rispetto alla città. Sì, e francamente non se ne capisce nemmeno il senso. Alla fine stiamo parlando di scuola e stiamo parlando di crescita personale, prima di tutto. Ecco, questa è la cosa, questo è stato il grande cambiamento della scuola negli ultimi 25 anni, più o meno. L'idea appunto che sia anche, o forse soprattutto, un percorso di crescita personale. E credo che questo abbia cambiato anche il modo di fare scuola, il modo di essere docenti in questa scuola, perché non so tu, ma io avevo sostanzialmente dei vegliardi i quali erano messi lì, dovevano fare le loro lezioni, dovevano fare questo, dovevano fare quello, poi come stavi tu dentro non importava niente a nessuno.
ma quello era per fortuna un altro mondo. Senti, Ma considera che nel primo grado non si sì, boccia mai. beh, Le bocciature sono tutte nel secondo grado. Sì. Ma guarda, io ti posso raccontare della mia esperienza da studentessa, che è stata molto varia, perché allora, ho frequentato le scuole che all'epoca si chiamavano elementari medie in provincia di Pavia, e poi mi sono ritrovata in Calabria al liceo e ti dico che ho avuto molte difficoltà e mi sono ritrovata professori, per esempio, che parlavano solo dialetto in classe, cosa a cui io non ero abituata. ne avevo uno anch'io. Appunto, capisci, no, credo che sia un'esperienza comune, con un anno scolastico molto ridotto, perché a maggio si finiva l'interrogazione e poi a scuola non andava più nessuno, cosa che a Pavia non si era mai vista. A Pavia si andava fino all'ultimo giorno di scuola, si seguiva il calendario della regione. Invece in Calabria l'abitudine era che finivi l'ultima interrogazione, poi non andavi più perché faceva caldo e dovevi andare a fare il bagno, no? E quindi Sì. un calendario più ridotto. Quando a Natale ritornavo su dai miei parenti, io telefonavo alla mia compagna delle scuole medie e mi facevo prestare i libri suoi per ricopiarmi gli appunti che lei prendeva delle spiegazioni dei professori, perché sentivo di perdere molto, perché io quelle spiegazioni non le avevo. Perché mi sono ritrovata una professoressa di italiano che diceva sottolineate dalla riga seconda alla riga sesta, saltate 3 righe, sottolineate dall'11ª alla 15ª e poi a casa ve le studiate. Queste erano le spiegazioni di letteratura italiana. Lei Mamma invece mia. aveva professori che spiegavano e quindi io chiaramente quando andavo su ricopiavo i suoi appunti nella speranza di poter, capito, cogliere qualche briciolina di un sapere che a me veniva a mancare. Quindi adesso vuol dire, non vorrei essere fraintesa da chi mi ascolta, non voglio dire che nel complesso la scuola del sud è peggiore di quella del nord, secondo la mia esperienza personale. Magari altri avranno esperienze diverse, però la mia esperienza personale è stata questa, no? Questa è la pura verità, senza, senza volerlo estendere a paradigma generale, però la mia particolare esperienza è stata senza dubbio questa, me la ricordo benissimo. E quindi, ma guarda, Capitano. anche tu hai avuto professori che parlavano solo dialetto, no? Sì, Quindi sì, ne ho avuto uno che fece una spiegazione della forza di gravità con le seguenti parole: si pigliati una seggia e iettati in terra, che la traduciamo per il resto dell'Italia che ci ascolta: se prendete una sedia e la lasciate cadere a terra. Ecco. Poi si rese conto di averlo detto in dialetto e tradusse in italiano. Sì, poi la cosa assurda è che la professoressa delle scuole medie, che non so se ci ascolta, si chiamava Castro, Caterina Castro, che fu la mia insegnante delle medie che veramente mi insegnò a scrivere, era siciliana. Quindi io questa cosa l'ho notata anche poi da dirigente scolastico, ma anche da docente con alcuni colleghi, no? Che è proprio l'ambiente sociale che ti fa sedere, nel senso che spesso l'insegnante del sud, quando va al nord, si comporta meglio di come si comportava quando era al sud, perché l'ambiente sociale lo costringe, cioè ti spinge a dare il meglio di te, ad assentarti di meno, perché se tu ti assenti sempre quando ritorni a scuola, gli altri insomma non ti accettano più, no? Ti fanno pesare questa cosa, Certo. ti fanno vergognare di questo comportamento. Se lo fai al sud è normale, cioè ti puoi assentare tutto il tempo che vuoi, quando torni nessuno ti dice niente. C'è una sorta di razzismo sociale per cui, voglio dire, anche fosse solo per il calcolo del risparmio delle energie, uno dice se lo stipendio è lo stesso, perché devo fare il doppio della fatica? Perché il Infatti. contesto è il contesto, in un contesto molle uno si adagia. Quindi non è che i professori, perché molta polemica è ma i professori del sud sono gli stessi, sì, però si comportano in modo diverso, perché lo stimolo sociale è diverso. E tu lo sai quanto l'ambiente, ma questo tutta la psicologia ce lo dice, quanto l'ambiente modifica i comportamenti delle persone, no? Quindi è chiaro che Vero. se tu stai in un posto dove tutto è lecito, se tu stai in un posto dove nessuno mette la cintura di sicurezza, per dire, e comunque nessuno viene fermato, eccetera,
magari anche tu a un certo punto decidi di non metterla più, ma se stai in un posto dove tutti la mettono, tu a un certo punto ti convinci a metterla. Beh, Cioè, è un po' certo. lo stesso discorso, no? E quindi io ho sperimentato sia da studentessa che da docente e poi da dirigente scolastico che c'è una grande differenza tra il nord, il centro e il sud, dovuta proprio al contesto sociale. Infatti io mi ricordo che c'è un libro tempo fa, non mi ricordo chi era l'autore, ma si parlava di scuola non più di questione meridionale, ma di scuola mediterranea. Cioè che il contesto sociale del Mediterraneo, no? Quindi non solo Calabria e Sicilia, ma anche Grecia, Spagna, siamo tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, è talmente diverso dal contesto sociale del centro-nord che sviluppa comportamenti diversi e che quindi bisognerebbe usare anche parametri di approccio e di valutazione diversi. Adesso non dico che sia giusto o sbagliato, però è un'analisi interessante perché in Decisamente. effetti io tu anche conosci il sud e conosci il nord, no? Sì. Quindi hai vissuto questa grande differenza obiettiva che esiste. Adesso Beh, sì, si è vista, c'è questa idea molto più, diciamo, rilassata, per non dire lassista su certe cose. E vabbè, e pazienza, e vediamo. Funziona così. Non e questo non vai da nessuna parte così. esatto, e questo succede anche da studente, perché se da studente la scuola non è una cosa importante, così come il lavoro non è una cosa importante, perché tanto comunque ti promuovono, perché tanto comunque il voto lo prendi, perché tanto comunque lo stipendio lo prendi, maturi quell'atteggiamento che poi ti porti avanti tutta la vita, che non ha nulla a che fare con la serietà di cui parlava Alditara e che sta cercando di come dire, sta cercando di rivoluzionare la scuola proprio anche in questo, no? Cioè nell'approccio serio a una cosa seria, la cosa più seria della vita di una persona che è la scuola, cioè seria perché è quella che poi ti porta verso il futuro. Esattamente. Senti, per andare in chiusura, che cosa farai Sì. domani? Domani è 25 aprile. Allora, guarda, io sono molto provata dalla morte del Papa, quindi è un 25 aprile triste. Un 25 aprile triste. Tra l'altro avevo organizzato la presentazione del libro di una mia amica argentina che fu sequestrata durante la dittatura argentina con i figli e con il compagno per il 26, proprio all'interno di un ciclo di incontri sulle libertà, però è saltato perché c'è il lutto nazionale e quindi chiaramente i sindaci non possono fare nessun evento. E quindi, che dire, è un 25 aprile triste. Sì. Allora aspettiamo scusami, aspettiamo che passi. Grazie come sempre. Grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori. Antonino, di nuovo a te la linea.
Grazie. Brucia le banche, bruciane tante, calpesta le piante. Bravo! Immensi gli Schiantos con Punk Rock del 1977. Da questo momento 0292947222, il telefono è aperto, ladies and gentlemen. Io ringrazio come sempre la nostra Anna Maria De Luca, che ci porta nel mondo della scuola, ci porta nel mondo dell'educazione, della costruzione dell'individuo. Alla fine, diceva Churchill, il miglior investimento possibile per una società è mettere del latte dentro dei bambini. Sì, sicuramente, ma anche mandarli a scuola, soprattutto. Effettivamente la bocciatura è stato il grande spauracchio dell'adolescenza, almeno per quanto mi riguarda. Non ho fortunatamente vissuto questo dramma, per cui non posso parlarne, ecco, mettiamola così. Però certo, immagino che qualcuno di voi abbia vissuto questa cosa e non so come siano andate le cose per voi. Nel frattempo vi devo dare purtroppo una notizia che è stata battuta alle 18:48 dall'ANSA. È morto all'età di 95 anni Giancarlo Gentilini, sindaco di Treviso dal 94 al 2003. Figura di grande carisma, simbolo della politica locale, Gentilini, soprannominato lo sceriffo, ha segnato un'epoca nella storia di Treviso, lasciando un'impronta indelebile. Eletto sindaco nel 1994, Gentilini ha guidato la città per 2 mandati fino al 2003, proseguendo poi il suo impegno come vice sindaco e consigliere comunale fino al 2023. Il nostro leone è andato avanti, ha detto il sindaco di Treviso Mario Conte. Negli ultimi giorni purtroppo le sue condizioni erano peggiorate a causa di alcuni acciacchi dovuti all'età. Perdiamo un grand'uomo, un riferimento importantissimo per valori e capacità. Gentilini ha onorato il suo impegno dall'inizio alla fine, cercando di essere sempre presente nella vita amministrativa della città con i suoi consigli e le sue segnalazioni, anche dopo aver concluso il mandato amministrativo. Gli va riconosciuto, fra gli altri, il merito di aver cambiato il ruolo del sindaco in Italia, portandolo fuori dal palazzo e in mezzo alla gente. Ha scritto la storia col pragmatismo che è il marchio di fabbrica degli alpini. Ci porteremo dietro il suo grande insegnamento, pronunciato nell'ultima seduta da consigliere comunale. Dovete amare Treviso come l'ho amata io. Questo era Giancarlo Gentilini. Passione, energia, concretezza. Mi mancherà tanto, ci mancherà tanto. 029294 7222, il telefono è aperto. Andiamo a vedere le ultime news. Flash dell'ANSA, Starmer e von der Leyen, sanzioni a Mosca fino allo stop della guerra. L'ANSA continua ad aprire appunto con la coda per andare a vedere il Papa dentro la bara, possibilità appunto, vi dicevo, di permessi premio per i detenuti alle esequie. La russa che dice spero che il 25 aprile sia una data di tutti. Voi la sentite questa festa? Secondo voi è una festa che unisce gli italiani o che la divide? Stamattina c'era un interessante intervento di Pigi Battista su Il Giornale, nel quale lui spiegava, sì, fino al 1993 era stata una festa che si era ormai normalizzata, che tutti bene o male sentivano proprio. Poi dall'anno dopo, quando Berlusconi vince le elezioni, è stata utilizzata come strumento contro il centrodestra e quindi è diventata la festa contro il rischio del fascismo, no? Perché sapete che nel 2025 ancora c'è gente che crede alla possibilità del ritorno del fascismo. D'altronde c'è pure gente che ritiene che la terra sia piatta, per cui ognuno crede in quello che più gli giova. Però il problema è che poi viene il 25 di aprile, avvengono tafferugli per strada, avvengono discussioni varie ed eventuali e uno dice ma che festa è se è la festa soltanto di una parte degli italiani o forse di una ristretta parte degli italiani, chissà. Andiamo a vedere l'ADN Kronos. Intanto vi voglio leggere però le parole di La Russa. Il Parlamento ricorda l'anniversario della liberazione che quest'anno compie 80 anni, scrive ANSA. Due le celebrazioni, una alla Camera, un'altra nell'aula di Palazzo Madama, in cui sono intervenuti i rispettivi presidenti, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, e poi un rappresentante per ogni gruppo parlamentare.
La festa della liberazione è una ricorrenza che rappresenta un monito a ripudiare ogni forma di sopraffazione e impegnarsi giorno dopo giorno nella costruzione di una società saldamente ancorata ai valori della libertà e della democrazia e capace di rigenerare speranza, ha ricordato in aula il presidente di Montecitorio. La Russa invece si augura che l'anniversario della liberazione diventi una data di tutti. Sono passati 80 anni, sottolinea nel suo intervento in Senato. È un tempo breve rispetto all'eternità, ma lunghissimo rispetto alla storia degli uomini e delle nazioni. Forse è il tempo sufficiente perché si guardi con sempre maggiore condivisione e mai con strumentalizzazione a quello che fu uno dei momenti fondanti dell'antica storia d'Italia, del nostro popolo e della nostra nazione. L'80° anniversario della liberazione lo celebriamo oggi insieme. La Russa, rivolgendosi in particolare ai gruppi dell'opposizione, ha detto: visto che c'era un riferimento anche rispetto alla mia postura, dico che non è da oggi il convincimento mio personale, ma anche della parte politica da cui provengo, di rispetto e piena adesione ai valori della Costituzione e quindi del rispetto alla data che vide il ritorno alla libertà. Leggo una parte di un documento che fu importante nella mia vita e fu scritto a Fiuggi con grande sincerità e passione, dove è detto che senza reticenze affermavamo che l'antifascismo fu un momento storicamente essenziale per il ritorno dei valori democratici che il fascismo aveva conculcato. Aggiungevamo che era altrettanto giusto speculare e chiedere a tutti che l'antifascismo non è un valore a sé stante, che la promozione dell'antifascismo, eccetera, eccetera. Ma quello che conta è che la sincerità e profondità che deve unirci nel ricordare questa data è tale da poter essere momento di unione e non di divisione. Quando per la prima volta ho parlato in veste di Presidente del Senato, esattamente da questa postazione, ho detto che la mia massima ambizione è far andare ancora più avanti, come tentò di fare il presidente Berlusconi nel famoso intervento di Onna, che richiama integralmente, come tentò di fare il presidente Violante, che richiama integralmente e che aveva previsto di leggere alcuni brani, ma ne faccia a meno, ha ricordato la Russa, e ha aggiunto: comunque in quell'occasione, in maniera molto più modesta, io auspicai che si andasse in quella direzione di un comune riconoscimento dei valori che nascono dalla sconfitta del fascismo e della liberazione dall'occupazione nazista e che trovano nella Costituzione la massima espressione. Al Senato poi però c'è stata una piccola polemica tra il presidente La Russa e la capogruppo di Italia Viva, Raffaella Paita, che durante l'intervento del presidente del Senato sulla celebrazione del 25 aprile gli ha chiesto di alzarsi in piedi. La Russa stava dicendo che il miglior modo per ricordare e celebrare una data che io vorrei fosse sempre più una data di tutti, si è interrotto e rivolgendosi ai banchi dell'opposizione, in particolare a Paita che lo sollecitava ad alzarsi nel brusio di una parte dell'aula, ha detto: ma poi dovreste stare in piedi mentre parlano anche tutti gli altri. Io non mi sono permesso di stare in piedi per quello, ma se preferite sì, come preferisce. A quel punto tutti coloro che erano rimasti seduti si sono alzati. La Russa ha quindi chiarito: ma non è una celebrazione di una persona scomparsa, è una celebrazione che guarda all'oggi, a ieri, al futuro, e dopo parlerete ciascuno di voi e se vorrete potreste stare in piedi. Concludendo, mi pare che sia una polemica veramente fuori luogo, ma visto che anche a questo si potrebbe dare un'interpretazione strumentale, faccio quello che secondo me non è esatto, e cioè tenervi in piedi mentre parlo. Paita nei giorni scorsi, a nome del suo gruppo, ha chiesto di celebrare il 25 aprile in aula durante l'ultima conferenza dei capigruppo. Andiamo a vedere l'ADN Kronos. L'ADN Kronos c'è, a proposito di conclave, voterà, non voterà? Sì, alla fine lo ammetteranno a votare, tranquilli che voterà. Papa, questa è un'esclusiva dell'ADN Kronos. Papa, la Dama Vaticana Marogna, Becciu Pontefice, fanta religione, ma glielo auguro. L'ex manager all'ADN Kronos lo faranno entrare in conclave, escluderlo sarebbe un precedente da evitare. Il procuratore Sindoca: dal prossimo Papa mi aspetto un colpo di spugna sul processo. Il cardinale Angelo Becciu eletto Papa e fanta religione, gli stanno già contestando la possibilità di essere presente al conclave. In ogni caso glielo augurerei. A parlare all'ADN Kronos è Cecilia Marogna, l'ex manager sarda condannata in primo grado
a 3 anni e 9 mesi nel processo Vaticano nato dalla compravendita dell'immobile di Sloane Avenue a Londra. In particolare, Marogna è stata condannata per truffa aggravata in concorso con lo stesso Becciu in relazione al caso dei 575.000 euro versati alla società di lei dalla Segreteria di Stato per attività di intelligence, tra cui la liberazione di una suora rapita in Mali dai jihadisti. Soldi che invece, secondo un'accusa sempre rispedita al mittente dalla Dama Vaticana e dall'ex sostituto della Segreteria di Stato, sarebbero stati spesi dall'ex collaboratrice del cardinale in beni di lusso. La vicenda finì anche al centro di una drammatica conversazione tra Papa Francesco e Becciu, il cui audio fu pubblicato in esclusiva dall'ADN Kronos. Nel corso della telefonata, della durata di poco più di 5 minuti, si sente la voce affaticata di Bergoglio rispondere alle sollecitazioni dell'ex sostituto, che gli chiede tra l'altro se ricorda di averla autorizzata ad avviare le operazioni per liberare la suora. Se non crede alla possibilità che Becciu diventi papa, Marogna si dice invece convinta che alla fine il cardinale potrà partecipare al conclave. Non v'è stata una volontà esplicita di estromettermi dal conclave, né la richiesta di una mia esplicita rinuncia per iscritto, ha rivendicato nei giorni scorsi l'ex sostituto. Secondo me lo faranno entrare, dice ora la sua ex collaboratrice, perché altrimenti si creerebbe un precedente importante. Il suo è un voto che serve. Poi, anche se è fantareligione, come la chiamo io, a prescindere da tutto, glielo augurerei di diventare papa, perché Becciu è un vero prete. D'Annunzio, in luoghi complicati, ha toccato con mano situazioni drammatiche, in cui la Chiesa è fondamentale, ma è stato anche un uomo di governo di primo piano e con l'ultima collocazione, quella alla Congregazione delle Cause dei Santi, ha stretto relazioni diplomatiche molto importanti. L'ex manager sarda racconta di essere in ottimi rapporti con Becciu, per quanto ci siano stati diversi dissapori nel tempo. Anche durante le fasi processuali le difese hanno fatto spesso scelte differenti, spiega. Io e il mio collegio difensivo fin dall'inizio abbiamo denunciato chi riteniamo abbia fatto tutto, loro no, lo hanno fatto la settimana scorsa. D'altronde, secondo Marogna, nel processo è stato costruito un impianto accusatorio fondato sul nulla che ha macchiato la Chiesa e il successore di Bergoglio si troverà una patata bollente da gestire, non sarà facile. Una situazione che peraltro si è trascinata a lungo. A ottobre sono 5 anni, ci sono state 86 udienze, si potevano dimezzare. Le motivazioni della condanna sono arrivate a ottobre scorso, aspettavamo da quasi un anno. Insomma, le tempistiche si sono dilatate, la situazione resta sospesa, l'appello ce l'abbiamo a settembre, aggiunge. Marogna rivela anche di aver conosciuto Bergoglio, ci siamo incontrati tanto tempo fa, dice, aggiungendo mi aveva dato fiducia nel ruolo che mi è stato affidato. Certamente, sottolinea, ha lasciato il segno come papa. Lo ricordo come una persona irremovibile, che quando prendeva una decisione era quella. Quanto al processo Vaticano, secondo Marogna, la situazione al pontefice è scappata un po' di mano. Ci sono state interazioni esterne, manipolazioni, disinformazione da parte di persone a lui vicine, accusa. Il fatto è che Becciu, in un certo momento storico, da quando è stato creato cardinale con un ruolo maggiore in quello che sarebbe stato il prossimo conclave, è diventato ingombrante e scomodo per tanti. Sono certa che se ne avesse avuto il tempo, il Papa avrebbe messo a posto questa situazione, che per come la vedo io, è stata anche un attacco nei suoi confronti. Anzi, si dice che abbia lasciato disposizioni in merito. A chiedere di cassare il processo è anche Riccardo Sindoca, procuratore di Cecilia Marogna, che ha costituito e coordinato il collegio di difesa dell'ex collaboratrice di Becciu. Auspico che durante questo giubileo il pontefice che avrà ereditato questa incresciosa questione giudiziaria, alla luce di quanto ormai emerso dagli atti e nell'interesse primario della Chiesa e tutti i fedeli, possa con un solo colpo di mano porre fine a tutto quanto, così da poter consegnare definitivamente alla storia ciò che ormai sono le ceneri del sedicente processo del secolo, che a oggi vede sul banco degli imputati l'operato stesso della magistratura vaticana. Questo è l'appello di Sindoca, molto 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 croccante, molto aggiungerei interessante la cosa. Certo, il nuovo Papa, se vorrà, potrà dare tranquillamente come possiamo dire, potrà dare tranquillamente un colpo di spugna su questa cosa. Allora, andiamo a darvi altre news.
appunto. Sono le 19, 29 minuti e 30 secondi. L'Ucraina, Trump a Putin, siamo sempre sull'ADN Kronos. Vladimir, fermati, facciamo l'accordo di pace. Il presidente USA: non sono contento dei raid russi su Kiev. Macron: Putin vuole la pace, la smetta di mentire. Cosa ha detto il presidente americano? Non sono contento dei raid russi su Kiev. È il messaggio che Trump invia a Vladimir Putin con un messaggio su Truth Social, definendo non necessari in un momento molto sbagliato gli attacchi russi nella notte sulla capitale ucraina, in cui sono rimaste uccise 12 persone e almeno 90 sono rimaste ferite, tra cui bambini. Vladimir, fermati, punto esclamativo. 5.000 soldati a settimana stanno morendo. Chiudiamo questo accordo di pace, l'appello diretto del presidente americano. Secondo Mosca, ad essere colpite durante la notte sono state le infrastrutture militari ucraine e non obiettivi civili. Trump ieri ha lanciato un nuovo durissimo attacco contro Volodymyr Zelensky per il suo rifiuto di riconoscere la Crimea come russa, definendolo un uomo senza carte da giocare e accusandolo di prolungare i campi di sterminio con le sue dichiarazioni incendiarie che danneggiano, a detta del tycoon, gli sforzi verso la pace. Zelensky ha però ribadito anche oggi la propria intenzione a non voler cedere la Crimea alla Russia. Stiamo facendo tutto ciò che i nostri partner hanno proposto, tranne ciò che contraddice la nostra legislazione e la Costituzione, che stabilisce che la Crimea fa appunto parte dell'Ucraina. Non vedo alcuna forte pressione sulla Russia né nuovi pacchetti di sanzioni contro l'aggressione di Mosca, ha detto ancora Zelensky. Oggi è inoltre intervenuto il presidente francese Emmanuel Macron parlando da Antananarivo in Madagascar. Putin continua a bombardare l'Ucraina, la smetta di mentire sostenendo che vuole la pace, ha detto Macron ore dopo il nuovo pesante bombardamento russo su Kiev. Dice: voglio la pace e continua a bombardare e uccidere persone in Ucraina, ha sottolineato Macron. Se dicesse sì, domani avremmo il cessate il fuoco. La rabbia degli americani dovrebbe concentrarsi su una sola persona, il presidente Putin, ha affermato il presidente francese. In Ucraina, ha ribadito, c'è solo una risposta che aspettiamo. Il presidente Putin accetta un cessate il fuoco incondizionato? Intanto Mosca avverte: il dispiegamento di caschi blu per qualunque missione nei territori storici russi, come Mosca considera il sud-est dell'Ucraina, rischierebbe di provocare una terza guerra mondiale. La minaccia arriva dal segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale, l'ex ministro della difesa russo Sergei Shoigu, in un'intervista alla TASS. La coalizione dei volenterosi programma l'invio di militari in Ucraina in qualità di caschi blu, con reale obiettivo, a detta di Shoigu, di controllare il paese e le sue risorse minerarie. Politici attenti in Europa comprendono che l'attuazione di questo scenario rischia di portare a un confronto diretto tra NATO e Russia o anche provocare la terza guerra mondiale. Da Shoigu arriva anche una promessa: le forze russe libereranno a breve l'intero territorio della regione di confine russa di Kursk dalle truppe ucraine. Queste parole alla TASS, precisando che la regione di Kursk sarà presto ripulita dai militanti nell'ambito di un'operazione antiterrorismo. Secondo Shoigu, la situazione nella zona di operazioni militari speciali è ora il fattore chiave che influenza gli affari internazionali che è la situazione interna alla Russia. A oggi le forze armate russe hanno liberato oltre il 99% della Repubblica Popolare di Lugansk e quasi 2/3 della regione di Kherson, della Repubblica Popolare del Donetsk e della regione di Zaporizhia. Le forze russe stanno avanzando lungo l'intera linea di combattimento, liberando nuovi insediamenti. La situazione cambia a nostro favore ogni giorno, ha sottolineato. Andiamo alle 19:33, andiamo in pausa e ci ascoltiamo Serena Brancale, Anem e Core 2025, a tra poco. Ti penso tra le vie e quando vedo le scie delle barche in questo mare, carpe diem, domani le tue bugie non le voglio più ascoltare. La mia anima canta, è una camicia bianca che mi sventola addosso. Stanotte saremo 2 stelle del cinema. Italo-americano, dammi un bacio su un taxi
taxi che apre un bacio che sarà per re, sarà per re, sarà per re. Baby I love you, nenne ti amo, non lo so se ti suonerà il mio melodico, ma stanotte ti dedico. Perché metti questa cosa dritta? Io con te vorrei ballare salsa, tipo soli sulla Rambla, Maria Callas canta. Cosa vuoi davvero sto di libertà? Che ti saluti dal balcone alla città. L'eleganza viene dal basso come il jet. Stanotte saremo 2 stelle del cinema. Italo-americano, dammi un bacio su un taxi che apre un bacio che sarà per re, sarà per re, sarà per re. Baby I love you, nenne ti amo, non lo so se ti suonerà il mio melodico, ma stanotte ti dedico. Italo-americano, dammi un bacio su un taxi che apre un bacio che sarà per re, sarà per re, sarà per re. Bucciette, siamo una cosa sola, siamo 2 facce della stessa luna, come sta collana che porta fortuna. Berra, usa, marijuana, non si dà una denza a nessuno. Tu stai con me, tu fai l'amore, io voglio te, anima e cuore. Italo-americano, dammi un bacio su un taxi che apre un bacio che sarà per re, sarà per re, sarà per re. Baby I love you, nenne ti amo, non lo so se ti suonerà il mio melodico, ma stanotte ti dedico. Italo-americano, dammi un bacio su un taxi che apre un bacio che sarà per re, sarà per re, sarà per re. Lazzi. A te la linea. Grazie Sveva, alle 19:36 minuti e 37 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. 0292947222 se volete intervenire e dire la vostra su questa realtà così complicata, oppure 340 670 9659 se avete voglia di mandare le vostre zappe o WhatsApp. Che dir vogliansi. Io però vorrei leggervi una notizia un po' curiosa, alleggeriamo, va, che arriva dall'ANSA. Sentite qua che roba. Nel paese degli escamotage per saltare la fila non si salva neppure il simbolo shakespeariano della casa di Giulietta a Verona, dove l'acquisto di una coppetta di tiramisù diventa un lasciapassare per aggirare la coda all'ingresso. Furbata con annessa polemica, però, perché la trovata commerciale di un negozietto con l'entrata attigua al sito e una faccia al primo piano sul famoso cortile non è per nulla piaciuta al comune di Verona, proprietario dell'edificio in cui si trova la casa museo. L'amministrazione guidata dal sindaco Damiano Tommasi, che sta investendo forza e personale proprio per filtrare gli ingressi al monumento, visitato quotidianamente da centinaia di innamorati, ha così inviato una diffida alla proprietà dell'esercizio, intimandogli di non diffondere sui social il metodo saltafila o altre modalità di ingresso non concordate col comune. Il casus belli, infatti, è stato creato dai social, o meglio dagli influencer che dal weekend di Pasqua, il negozio è stato aperto da poco, hanno iniziato a postare il video che spiegava la scorciatoia al tiramisù per ammirare dall'alto la casa museo. Le immagini rilanciate nel profilo Instagram del proprietario dell'attività, Alex Camara, vicepresidente della Confesercenti di Verona. Ci dissociamo da ogni video in cui vengano fornite informazioni fuorvianti rispetto all'ingresso nel cortile, si è difeso Camara, imprenditore nel marketing turistico, aggiungendo di aver contattato gli influencer perché rimuovessero i video dalle piattaforme social. Tant'è, la frittata era fatta. La reazione del comune è stata rapida. In primo luogo la diffida inviata al negozio, poi la discesa in campo dell'amministrazione, con l'assessore alla sicurezza Stefania Zivelonghi che ha detto: spiace che il gestore abbia agito in totale spregio del lavoro svolto finora per garantire la massima sicurezza in un luogo così sensibile come il cortile di Giulietta. La sicurezza all'interno del cortile è infatti uno dei temi su cui l'amministrazione ha iniziato a lavorare fin da subito, cercando di risolvere in maniera definitiva una questione più che decennale.
La trovata del saltacoda, in pratica, è per il Comune un'attività distonica rispetto agli indirizzi e le misure attuate dalla Giunta per la sicurezza del sito, che in queste settimane è inoltre oggetto di un cantiere che limita il numero di visitatori sia all'interno della casa che nel cortile, la cui capienza viene ridotta da 120 a 60 visitatori. E vabbè, lascio questo alla vostra valutazione. La Corte dell'Aia, riesaminare gli arresti di Netanyahu e Gallant, aggiornamento a breve, batte sempre l'ANSA. E anche qui colpo di scena, signore e signori. Diamo un'altra occhiata alle cose che succedono. Vediamo un po'. L'ADN ci racconta di questa attivista italiana che è stata arrestata in Guinea-Bissau. Ora vi dico anche chi è. Valentina Cirelli, imprenditrice e attivista originaria di Lerici in provincia di La Spezia. Tajani, premeremo perché venga liberata al più presto. Sempre l'ADN, Valentina Cirelli, l'attivista italiana arrestata in Guinea-Bissau la settimana scorsa, si trova in buone condizioni di salute. L'ha riferito lei stessa dopo aver parlato telefonicamente con l'ambasciatrice d'Italia a Dakar, competente per il paese africano. Lo fanno sapere fonti della Farnesina, ricordando che la donna, 48 anni, nata alla Spezia, da padre italiano e madre guineana, proprietaria di un albergo, è stata messa in stato di fermo il 19 aprile nella zona di Ingoré, al confine col Senegal. Cirelli, presidente dell'associazione ambientalista Cioncio Mano, sarebbe stata accusata di aver preso parte a delle manifestazioni con atti vandalici ai danni di una società cinese, titolare di una concessione per lo sfruttamento del suolo per l'estrazione dei minerali. Il giorno successivo la donna è stata portata dalla polizia Bissau e permane tuttora in stato d'arresto. Da allora ha ricevuto visite quasi quotidiane da parte del corrispondente consolare a Bissau, da ultimo nella giornata di oggi, in occasione della quale ha anche parlato telefonicamente con l'ambasciatrice d'Italia a Dakar, riferendo di trovarsi in buone condizioni di salute. L'avvocato avrebbe chiesto la liberazione della connazionale in attesa che venga definita la sua posizione, riferiscono ancora le fonti. L'ambasciata d'Italia a Dakar e il corrispondente consolare a Bissau, in stretto raccordo con l'unità tutela della Farnesina, stanno seguendo la vicenda con la massima attenzione e si mantengono in contatto con la connazionale. La sede ha inoltre interessato le autorità guineane per chiedere informazioni sullo status di Cirelli e per chiedere che vengano garantiti i suoi diritti. Il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura che faremo pressioni perché venga liberata al più presto in attesa della definizione del suo caso. Chiediamo che vengano garantiti i suoi diritti e le condizioni di detenzione. Continueremo a seguire il caso come facciamo con tutti i cittadini italiani all'estero, ha aggiunto Tajani. Il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, sta seguendo il caso dell'arresto. L'unica novità che ho è che la Farnesina sta operando con attenzione. Ho sentito alcune persone che operano nelle attività diplomatiche e si spera di risolvere il caso a breve, dice all'ADN Kronos. Non ci sono elementi che dimostrano la partecipazione diretta alla manifestazione e i danneggiamenti alle strutture della multinazionale da parte sua, spiega il sindaco. Le proteste nascono dal fatto che multinazionali come quelle, una volta prese le concessioni, cambiano la realtà dei luoghi, sia per l'ambiente che per la comunità che ci vive. Cirelli, continua Paoletti, lavora nel settore del turismo sostenibile ed è molto attiva con la sua associazione per quanto riguarda i diritti civili, in particolare sostegno a favore di donne e bambini, scuole e coltivazioni dei terreni. È molto inserita nell'ecosistema culturale del posto, tanto da essere ritenuta meritevole di attenzioni da parte dell'autorità. Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe stata arrestata mentre stava lavorando. Non le hanno neppure comunicato il motivo dell'arresto, quel che so è che sarebbe isolata, ma non dovrebbe trovarsi in un vero e proprio penitenziario, ha concluso il primo cittadino. Bene, con questo si sono fatte le 19:44 e 6 secondi su questa emittente. Che dire di più, che l'appuntamento con noi domani è ancora una volta doppio, anzi no, domani scusate. Evviva, sono già bollito così, è fatta.
No, domani solo alle 7:30 per la rassegna stampa. La radio farà mezza giornata di dirette. E quindi domani alle 7:30 ci si sente per la rassegna stampa. Invece, se avete voglia di ritrovare Zoom, se ne parla lunedì alle 18:05, trattabili sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. La canzone con cui chiudiamo stasera è di Jost Klein, Burman del 2019. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato Zoom, il